già fa a misurare questo turmiento, si non manata curta a dare conto ogni momento, ha una curiosità e una calma tenemento, che si avvicina a stiente, strisciando come un serpente, ma voi sapete soltanto se ove la voce di tutta gente, che si sia nata tutta di una virtù più prepotente, tra tutte sti virtù hai più potente. Viaggiatori della crociera della musica, arte e cultura napoletana, siamo tornati. Abbiamo aperto questa puntata così come si era chiusa la scorsa, con un estratto canoro della visita a Via del Campo 29 Rosso, il museo che custodisce e tramanda la tradizione musicale di Fabrizio De André e non solo. Entrare in questo luogo, a me ogni anno, ogni volta che veniamo qui veramente mi emoziona molto, perché qua veramente si respira proprio l'anima di Fabrizio De André, si respira tutta la musica dei cantautori genovesi ed è un po' lo scopo del nostro viaggio che facciamo, quello appunto di unire insieme tutte le eccellenze musicali del Mediterraneo. Magari, prima confessava la nostra amica Laura Monferdini, un domani sarebbe veramente bello poter organizzare un festival di tutte le musiche del Mediterraneo e unire la musica, perché lo dicevo anche prima, una frase che mi ha colpito molto è quella che diceva Fabrizio: la musica è la chiave, perché la musica è quella che può abbattere tutte le barriere e può creare una coesione tra i popoli del Mediterraneo. Davanti ad un pubblico di eccezione, formato dai nostri viaggiatori, ma anche da curiosi e turisti, gli artisti della crociera della musica, arte e cultura napoletana hanno omaggiato Fabrizio De André. Sbottone vorrei congiurnare, mi consiglio con la caffè, ci spiegano il pezzo del primo caffè. Ah, che bello caffè, sto in mezzo lo sanno fa, la ricetta della Sicilia bella, compagni di cielo, sarà la mamma. Ah, che bello caffè, sto in mezzo lo sanno fa, la ricetta della Sicilia bella, compagni. Abbiamo voluto portare un tributo a cui lavorò qualche tempo fa Gianni Del Vecchio, e che ho avuto la fortuna di fare in passato a Napoli, che è una rivisitazione di Un giudice di De André fatta in modo magistrale da Gianni, appunto, e lo ringrazio per avermi scelto per cantarla. E qui ha avuto chiaramente un sapore diverso, è stato molto bello, e ho anche apprezzato molto la possibilità di poter fare una canzone mia, che è La Confessione. La crociera della musica, arte e cultura napoletana torna qui da voi, questo continuo incontrarsi tra due culture che De André unisce. Assolutamente sì, siamo mediterranei, quindi direi che non solo è un grande mare che ci unisce, ma una grande passione per la musica, una comunanza e soprattutto un rapporto speciale che c'è stato anche tra i nostri artisti, tra la città di Genova, la città di Napoli, e poi trovarsi nel cuore di Via del Campo penso sia un'emozione anche per voi che avete solcato il mare per arrivare fin qua. È un mare che ci lega in qualche maniera con le nostre coste. La nostra cultura, le nostre tradizioni attraverso la musica vivono e ci rendono anche consapevoli delle nostre radici. Oggi uno dei cardini della nostra crociera, ovvero sia la musica, ha unito e fatto emozionare. Ha creato un ponte invisibile tra due città che tanto hanno in comune come Napoli e Genova. Questa puntata volge al termine, ma voi continuate a seguirci, perché nella prossima conosceremo più da vicino i nostri viaggiatori. C'è chi addirittura arriva dall'America per vivere questa esperienza.